In pochi minuti i campi imbiancati. Queste immagini vengono da Resana, ma lo scenario è stato praticamente identico in numerose aree della Marca, dalla Castellana alla Pedemontana, oltre al Vicentino. Cavaso del Tomba, Possagno, Pederobba, Vidor, le colline del Prosecco, le zone più colpite. Poco dopo le 12 l'annunciata perturbazione è arrivata con violenza, scaricando chicchi di ghiaccio grossi come noci. Contemporaneamente forti raffiche di vento e temporali come quello che a Treviso ha provocato un blackout lasciando numerose abitazioni senza corrente, fortunatamente non a lungo. Uno stato di attenzione che continuerà anche nelle prossime ore prima di esaurirsi in una domenica che non dovrebbe presentare sorprese. I disagi alla circolazione non sono mancati, ma come sempre in questi casi è il mondo agricolo a contare i danni dopo il tremendo periodo della siccità. I tecnici di Coldiretti Veneto hanno effettuato sopralluoghi per una prima stima. Preoccupazione per i frutteti in fiore, in particolare i ciliegi. Tra le fioriture in campo anche la colza diffusa tra i seminativi e in pieno periodo vegetativo. Le raffiche di vento e le grandinate hanno interessato le serre di ortaggi che proteggono fragole e altre primizie. Gli agricoltori, ancora una volta, devono fare i conti con i cambiamenti climatici, commenta Coldiretti Veneto, talmente imprevedibili che nessuna polizza può garantire la copertura. Nonostante gli investimenti intrapresi dalle aziende agricole per evitare i danni del maltempo, nulla si può di fronte alle calamità atmosferiche che mettono a repentaglio il bilancio degli imprenditori, già compromesso dai forti aumenti dei costi di produzione delle materie prime.